Il Cesena e Pianezze mi fa tornare in mente gli anni della mia infanzia. Quando pensavo al Cesena pensavo alle donne che lassù avrei trovato, donne che lavoravano la montagna, per cui questo senso di affetto materno mi spingeva a raggiungerla con grande entusiasmo. Il maestoso Cesena 2 quindi è un giusto tributo al lavoro delle donne nella nostra montagna che hanno saputo mantenere questo nostro patrimonio e ancora oggi lo fanno anche in maniera nuova, innovativa. Un grazie a tutte le donne e a tutte le persone che oggi ci permettono di godere di questo splendido paesaggio immersi nella natura con sport, attività ricreative, ma soprattutto con dei lunghi silenzi meditativi che ci fanno ricordare il nostro passato e tutte le persone che oggi dobbiamo ricordare. Cesena. Ancora una volta Cesena, la montagna più importante delle prealpi bellunesi e trevigiane occidentali. Ci eravamo lasciati con maestoso Cesena nella versione invernale a parlare di faggi, di poesie di montagna, delle prese, della neve che non c'è più. Oggi vedremo l'altra faccia di questa magnifica montagna. La veste estiva, quella fatta di malghe, di passeggiate a piedi, con tante curiosità. Venite con noi. Quale sentiero offre il miglior punto di vista del Cesena se non quello che gli gira attorno? Il percorso infatti intende circumnavigare il massiccio a partire da Pianezze, storica località di villeggiatura. Si segue l'itinerario 1008 che ci porta verso i ghiaioni posti alla base del Monte Barbaria e poco dopo ci inseriamo sul sentiero delle 72 storte. Curioso questo appellativo, tanto che qualcuno ci ha ricamato attorno una poesia dialettale. La Chamon, Madonna Regina della Neve, ma se podarie don targhe anca, Signora delle Storte, perché camminando dretto stort, piano forte, per arrivar quassù, io girarse 72 volte. Già, 72 piccoli tornantini, in pratica un ripido serpentone che scodinzola sul pendio. Un po' faticoso, ma la bellezza di questi luoghi ci fa dimenticare ben presto l'impegno. I boschi qui attorno ci raccontano qualcosa. L'area dove ci troviamo in passato non era ricoperta di vegetazione così come la vediamo oggi, ma era brulla e ricoperta di ghiaioni che tendevano a causare frane e smottamenti. Negli anni 20 del secolo scorso fu introdotta una legge speciale per il consolidamento di questo territorio tramite dei terrazzamenti. In seguito fu inserito anche l'impianto degli alberi, in particolare le conifere che vediamo qui intorno. Un'iniziativa che durò fino agli anni 70 e coinvolse tutto l'arco prealpino. Eccoci uscire in un punto panoramico dove la vista è straordinaria. Quando si fa la salita è davvero difficile non fermarsi. Guardate che paesaggio. Questi qua davanti sono i Colli Asolani. Appena a sinistra c'è il Montello, questa gobba storicamente molto importante. Invece da quella parte giù in fondo ci sono i Colli Euganei e qui abbiamo il Grappa e sotto il paese di Alano di Piave. Il cammino procede in salita fino ad arrivare a Casera Frascada Alta, una delle tante dimore del Cesena in passato adibite all'alpeggio. Frascada Alta oggi è stata intelligentemente convertita a bivacco grazie ad un'iniziativa congiunta tra il comune di Valdobbiadene e il CAI di Pieve di Soligo e rappresenta un punto d'appoggio importante a livello escursionistico. In sostanza, un piccolo rifugio di montagna che è l'unico gestito dal CAI per quanto riguarda le prealpi meridionali. È anche un punto di riferimento importante per tutta quella gente della vallata che può approfittare e usufruire delle bellezze della montagna godendosi dei tramonti o delle albe in luoghi molto vicini alla pianura
e nello stesso tempo meraviglioso. Abbiamo parlato di rilancio del Cesena e tra le molte cose c'è anche il Pianezze Parco Avventura e ci lavora Emily. Che lavoro fai lì, Emily? Io sono un istruttore soccorritore in questo parco avventura. Un soccorritore, ma allora è pericoloso? No, perché c'è una linea vita continua che ti tiene sempre in sicurezza da quando parti a quando scendi dal percorso. È solamente per bambini? No, qualsiasi età. C'è un angolo del Cesena nel verde della pineta Miravalle dove per magia si entra in un viaggio di sport e avventura sulle orme di Indiana Jones. Ma non siamo mica ad Hollywood. Benvenuti a Pianezze Avventura, un mondo di divertimento dove grandi e piccini possono provare l'ebbrezza di una camminata in passerella e sui ponti tibetani sospesi a 12 metri di altezza. La traversata sulla zipline da un albero all'altro è un'emozione straordinaria e il salto con il big jump la vera prova di coraggio. Per i più piccoli la ciambella gonfiabile, una discesa mozzafiato con salto e curva parabolica. Senza nessun rischio. Qui la sicurezza è assoluta con gli speciali moschettoni e l'istruttore è sempre pronto ad aiutarti. Pianezze Avventura, una giornata di gioia e azione immersi nella natura, a 2 passi da casa. Qui la visuale è veramente spettacolare. Dal Monte Barbaria arriviamo fino in cima al Col Visentin. Abbiamo la vallata con i laghi di Revine, le colline subprealpine. Giù in fondo c'è il Cansiglio. Meglio di così? Proprio così. Questo ambiente è meraviglioso, non solo per l'escursionista, ma anche per gli sportivi. Da queste parti spesso si incontrano i top runners della corsa in montagna durante i loro allenamenti, ma anche gli amanti della bicicletta, che possono percorrere senza difficoltà questi sentieri. Un breve strappo in salita ed eccoci a Malga Barbaria, che come Malga Domion, Mariec, Faè, Budoi, Lavel Basso e Molvine rappresenta una delle strutture ancora attive che si dedicano all'antica tradizione casearia del Cesena. Ma come si svolge l'attività in Malga? La nostra stagione comincia il mese di giugno, i primi di giugno e finisce a fine settembre. Domion, la chiamano così questa parte del Cesena. Domion è l'Endimione, il giovane principe che nella mitologia greca appare disteso nel suo sonno infinito. Domion è anche il nome della malga che la famiglia Rebuli raggiunge a giugno, con le sue mucche di razza bruno-alpina, per poi tornare a fondovalle a fine estate, quando si scarga montagna. 3 generazioni di malgari provenienti da San Pietro di Barbozza. Se va a Tor le vacche, si manda a molder, se porta dentro si fa il formaggio, si tira fuori il formaggio, si fa le ricotte, dopo tu guarda il burro. Dopo viene le persone, chi ho il formaggio, chi ho il burro e dopo via, per mezzogiorno le polente col formaggio e la vita è stata dura. La vita in Malga non è certo facile. Ogni mattina la sveglia è alle 5:30. Si toglie il formaggio dagli stampi allestiti la sera prima. Poi alle 6 si radunano le mucche per la prima mungitura. Il latte gorgheggia nei tubi trasparenti, si tuffa nei secchi per poi piombare nell'enorme cagliera di rame che solo a guardarla è uno spettacolo. Intanto le mucche sono in alta quota a ruminare sul Col Posa Nova. Sanno che all'imbrunire dovranno tornare giù in stalla, perché Fabio le aspetta per la mungitura serale che si ripete rigorosamente prima di cena. Ancora in fila quindi, poi di nuovo verso i pascoli.
Osservarle mentre ritornano da sole sui monti con una consapevolezza innata commuove davvero. È un ciclo di vita antico quello che regge la Malga. È l'atmosfera dei tempi passati, fatta di gesti che si tramandano da sempre. Che cosa sono in confronto i nostri 2 secoli di industrializzazione? Forse nulla. Dopo 4 mesi di alpeggio è ora di scaricare maglia. Cargar e scargar montagna è la transumanza, un ciclo che si sussegue da secoli nella vita di Malga. Storia vecchia quanto l'uomo, che regola una pratica oggigiorno esercitata soltanto da poche famiglie sul Cesène, come quella dei rebuli che ogni anno scendono a fine estate con una piccola festa senza grandi fronzoli, soltanto una tappa intermedia a Pian de Farnè per la merenda. Le mucche ordinatamente seguono i malgari compiendo un salto di quasi 1000 metri di dislivello, soddisfatte di aver passato 100 giorni in montagna a produrre il più buon latte che esista. E poi giù a San Pietro di Barbozza, dove ad attendere la parata di Bruno Alpine c'è sempre un gruppetto di amici con la fisarmonica. Ora staranno nella stalla per affrontare l'inverno, ma già sognano la prossima stagione, lassù, sui pascoli del Domione. Dopo le ripide salite e la doverosa sosta, il sentiero si fa più dolce, mentre camminiamo al di sopra dell'ampio anfiteatro delle prese. Da Barbaria adesso ci spostiamo verso le Orsere, dove ci innestiamo sul sentiero che porta in Val de Maria. Davanti a noi si aprono immense praterie, tra ruderi di vecchie malghe e lame di abbeveraggio che sembrano specchi tra la terra e il cielo. Anche qui non mancano certo le mandrie di Bruno Alpine, che ci sanno regalare, a loro modo, momenti di allegria. Ci infiliamo nella stretta Val de Maria, dove la flora è talmente ricca che non è raro incontrare ogni tanto qualche stella alpina. I resti di una vecchia stazione sciistica, un allungo tra abeti e faggi, ed eccoci in vista dei ruderi di Malga Forcelletto. Anche voi da queste parti! Ciao! 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 Buongiorno! Il Monte Cesène si presta per tantissime pratiche sportive. Noi stiamo andando a piedi, ci sono persone che fanno di corsa questi percorsi, ci sono quelli che vanno in bicicletta, ma si può andare anche con il cavallo. Siamo con il sindaco di Segusino, Gloria Paolon, che peraltro è una amazzone. È una bella zona questa per andare col cavalli? Beh sì, sicuramente la zona si presta particolarmente per la quantità di sentieri, di strade che ci sono. A Segusino c'è una tradizione, ecco, di cavalieri ed amazzoni di campagna, e da qualche anno è stata anche segnata l'ippovia delle Prealpi Trevigiane Bellunesi, che prevede in Milies, che è la località appena qui sotto, una tappa appunto dell'ippovia. Noi adesso lo stiamo facendo per turismo, ma questa era una zona importante negli anni e nei decenni passati per coloro che vivevano nel paese. Sì, assolutamente, infatti è solo dagli anni 70-80, con l'avvento dell'occhialeria, che di fatto Segusino è diventato principalmente di impronta industriale, però fino a prima era un paese di contadini, e quindi
tutte le famiglie in estate, praticamente tutte le famiglie si trasferivano in montagna, quindi nella frazione di Milies, che ha veramente tantissima storia. Pensate che il nome di Milies si legge addirittura in alcuni testi risalenti al 1300. E quindi appunto la tradizione di allevamento prima di pecore, poi di mucche e tutte le attività collegate, quindi la finagione, la produzione di formaggi, sono tutte tradizioni e attività che negli ultimi anni la popolazione sta cercando di recuperare. L'allegra carovana di camminatori e cavalli continua indisturbata in un teatro naturale che profuma di fiaba. Siamo nel Trodo dei Muc, che si sviluppa nel versante settentrionale del Cesena, in parte nel bosco, in parte all'aperto. È veramente particolare camminare interposti tra i cavalli. Trodo è il termine dialettale con cui gli abitanti di Segusino, di Valdobbiadene e dei borghi limitrofi chiamano il sentiero, altrove denominato Troi. Il termine Muc, invece, si rifà alle popolazioni germaniche giunte in questi luoghi in passato. In quest'area, ma anche nel bellunese, i tedeschi venivano infatti chiamati Muck. Ecco perché il Kapell da Muck è l'elmetto dei soldati tedeschi. Un triste capitolo, quello della guerra. Per fortuna un lontano ricordo, perché ora questi luoghi sono invece esempio di bellezza e tranquillità. Panorami così spettacolari che quasi ci sembra di essere a bordo di un aeroplano. È proprio maestoso questo Cesena. Certamente è il pensiero di chi vola in aereo sopra questa montagna. Quello dei piloti di solito è un mondo governato da uomini, fatto di motori, di tecnologia, di regole dell'aria. Ma dalle parti di Valdobbiadene non è proprio così. Una mattina mi sono svegliata e proprio ho detto alla mamma, io da grande farò la pilota di aereo. Mi sono andata a informare presso l'aeroporto di Belluno per conseguire una licenza per poter guidare un aereo. Già, Angela, a soli 17 anni, è diventata pilota di aerei da turismo. Ha realizzato quel sogno che custodiva nel cassetto sin da bambina, quando giocava con il modellino di aereo nascosto tra le bambole. Il sogno di volare. Ho ancora adesso in camera qualche Barbie, la nave, la casa. La sua è la storia di una semplice ragazza di un paesino di campagna alle porte di Valdobbiadene, che ha saputo arrivare fino in fondo verso la sua meta, con determinazione. Sono soddisfatta della scelta che ho fatto. Che cosa pensano ora papà Germano e mamma Katrin quando sentono il rombo dell'aereo mentre sorvola il loro paesino? Le note di Chopin al pianoforte e il tutù della danza classica sono ormai un ricordo. Papa India Delta Romeo. Copiato Delta Romeo da Belluno, richiamate a rientro. Angela sorride di fronte alle perplessità di chi la vede salire a bordo, ma non ha tempo da perdere. Il PA-28 monomotore è pronto nell'hangar. La manetta è già al massimo della potenza. Le piccole mani tirano la cloche. Angela, la Top Gun del Cesena, è ormai in volo. Noi siamo nelle Prealpi e quelle sono le Alpi. Sono territori differenti da un punto di vista orografico, anche geologico, però non sono così differenti per gli appassionati di escursionismo. Come avete visto,
Abbiamo fatto un sentiero estremamente semplice, molto dolce, però le Prealpi riservano anche dei sentieri molto interessanti, dei dislivelli anche piuttosto marcati, dei passaggi strapiombanti. Sono veramente un territorio da scoprire tutte le Prealpi. E poi c'è la bellezza di avere, quando si è in cresta, da una parte le Alpi e dall'altra parte il mare, e non è poco. Saranno i colori, i paesaggi, le sfumature. Di sicuro questi luoghi rivelano qualcosa di magico. Forse è proprio quello che porta a dire mollo tutto per andare a vivere in montagna. Non certo facile come scelta, ma c'è chi l'ha fatta. Non ce la facevo più a star chiusa in ufficio, vedevo il tempo passare e io ero tra quattro mura e non era la mia vita, assolutamente. Volevo portare una cosa nuova a Valdobbiadene, una novità. L'animale è sincero, è onesto. Walk the world day with your friends. The hammer and the Noi siamo degli animali di base, ma ce lo siamo dimenticato. Ma principalmente penso che le mie radici richiamino proprio la natura. Machu Picchu. You admire landscape, listen in your heart for a spirit of life, breath, freedom, 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 freedom. You walk the world day with your friends, the camel and the alpaca, Sapa, Ukis, Cusca, Fuma, Misu. Guarda di là. Ed è proprio un piccolo sogno quello realizzato da Elena. I suoi lama e alpaca sono pronti ad accompagnare l'allegra compagnia a passeggio sulle verdi praterie e i tranquilli sentieri del Monte Cesena. Hanno un loro ordine gerarchico in passeggiata. Il primo deve essere Machu. Secondo Picchu, Machu e Picchu stanno assieme. Poi mettiamo Ukis, Sapa, Misu. L'animale sta alla destra. Se dovessimo fare passaggi stretti, noi davanti e lui dietro. I due piccolini di età, queste cose le stanno imparando, quindi tendenzialmente andrà avanti, li correggiamo. Andiamo! Animali docili, adatti a grandi e piccini. L'ideale per una camminata diversa dal solito, in completa spensieratezza, lontano dallo stress quotidiano. Come si chiama? Misu. Elena spiega come condurli. Bastano pochi accorgimenti per camminare con loro. Tra di loro gli animali hanno una gerarchia e li metto in un determinato ordine in modo che abbiano sempre un passo bello costante, omogeneo, non tirano avanti, non tirano indietro e la passeggiata è bella tranquilla e rilassante soprattutto. La simpatica fila indiana dei curiosi animaletti pelosi procede senza intoppi. Il
passo è lento e regolare. C'è sempre il tempo per una piacevole chiacchierata. Ogni tanto bisogna fermarsi. Questi compagni di viaggio vogliono il loro spazio. Serve una piccola sosta fisiologica. Lì alla natura non si comanda. Qualche minuto di attesa per il pit stop ai box e poi via. Di nuovo in pista a raggiungere gli altri amici. I lama e gli alpaca sanno destreggiarsi su tutti i sentieri, anche nei passaggi più stretti. I percorsi sono molti e per tutti i gusti. Gli itinerari permettono di camminare attorno al massiccio del Cézanne attraverso boschi e praterie, tra fiori e mandrie, dove regna il sapore dei tempi passati. Alcuni esempi? I trekking che da Pianezze si snodano attraverso Borgo Borri verso i panorami incantevoli del Balcon e di Malga Molvine, dove la vista si perde sul Monte Grappa e sul corso del Piave. Oppure la scelta di salire più in alto, lungo un anello che va da Malga Mariec in direzione della vetta del Monte Cézanne. La carovana dei lama e alpaca giunge ormai alla meta. Sono trascorse un paio di ore e non ce ne siamo nemmeno accorti. Che spettacolo quassù! La merenda all'ombra dell'olmo secolare di Malga d'Espin è pronta. Una fetta di torta, un bicchiere di buon vino. Alziamo i calici e brindiamo alla vita. Insomma, abbiamo visto che c'è un menù non da poco. Beh, insomma, facciamo un po' tutte le robette nostre, carni nostre, formaggi nostri. Chiamarle malghe è un po' riduttivo. Queste strutture mantengono sicuramente lo stile caldo e familiare di un tempo, ma non è solo questo, perché offrono piatti da gran gourmet, zone per prendere il sole, giochi per i bambini, animali al pascolo. Ed d'estate organizzano eventi come i concerti all'alba, diventando così piccoli teatri musicali nello scenario alpino. Abbiamo fatto merenda ed ora siamo pronti per affrontare l'ultimo tratto dell'itinerario, il Trodo del Faè. Caro Cézanne, ti dobbiamo chiamare così come volevano i conti di Cesana? Oppure Sovignana, come scritto sulle antiche mappe? Non importa. Per noi resti sempre la montagna, fonte di salute e di benessere per chi ti ha vissuto e chi ti vivrà, custode di secolari tradizioni che hanno fatto grande quest'angolo di terra veneta. Sei la madre di chi ha capito, mettendoci la propria vita nel lavoro che hai saputo offrire a uomini e donne. E la montagna è donna, tanto bella e desiderata quanto difficile da conquistare. Maestoso Cézanne, ci lasci il segno nel cuore, ora che stiamo per concludere questo nostro piccolo viaggio in tua compagnia. Under the sun.